Sportivi siciliani ben ritrovati con il nuovo numero di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento in diretta su Sesta Rete di Catania ogni domenica a partire dalle ore 19, siamo in replica alle 23, in replica anche nella mattinata intorno alle 8:30 del lunedì. Come al solito l'appuntamento che vi propone i risultati, le classifiche, i commenti, ma soprattutto tanti ospiti per quanto riguarda il calcio dilettantistico. Il saluto va subito anche alla nostra penaltina Lorena. Buonasera a tutti, buona domenica, ciao Ettore, oggi siamo tutti e due seduti. Siamo tutti seduti, io volevo insomma avere l'opportunità anche di ringraziare una persona importante che è il dottore Lombardo della clinica Villa Salus di Augusta, insomma ha fatto sì che io oggi insomma potessi condurre la trasmissione. Ho subito un'operazione al menisco mercoledì, eppure sono qui insomma e sono ben contento. È andata benissimo. D'altra parte, pensate un po', nel 1994 Franco Baresi dopo solo 14 giorni dall'operazione del menisco andò poi a giocare la finale. Io insomma mi devo accontentare e condurre soltanto penalty. Non hai detto niente. Bene, bene, diamo subito spazio per conoscere naturalmente in postazione internet il nostro Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Buonasera a te Ettore, buonasera a tutti i telespettatori. Partiamo con i riferimenti: la nostra pagina Facebook Programma Penalty, il nostro sito internet www.programmapenalty.it con tanto di muro per interagire con la nostra trasmissione e infine anche il nostro indirizzo di posta elettronica info@programmapenalty.it. E adesso subito andiamo a conoscere i nostri primi due ospiti per quanto riguarda la prima parte della nostra trasmissione. Ritorna a trovarci il capitano della Ciriale, campionato interregionale, ovvero Matteo Patti. Ciao Matteo. Buonasera. Ben ritrovato, insomma adesso ci spieghi che qualche cosa si muove ad Aciriale, siamo ben contenti. In questa prima parte del nostro appuntamento abbiamo un ospite, anche per lui un gradito ritorno, Filippo Millauro, allenatore della Real Santa Venerina. Ciao Filippo. Ciao. Oggi è andata bene? Ieri. Vabbè, avete giocato sabato, diciamo oggi dal punto di vista calcistico è andata bene, complimenti. So che ci sono parecchie novità all'interno della società, vi siete risistemati dopo un momento di grande imbarazzo anche, perché non si capiva bene che tipologia di campionato dovevate fare quest'anno. Per fortuna avete risistemato il tutto. Bene, a questo punto Lorena, se non sbaglio, abbiamo il primo spazio pubblicitario. Mandiamo il primo spot di questa domenica, guardiamolo insieme. Rientrati in studio e subito parliamo del campionato di interregionale con i risultati e la classifica di questa 15ª giornata. Ad Acireale San Biase 0-0. Ad Agropoli Vibonese 0-2. A Messina, città di Messina, comprensorio Normanno 3-0. A Caltanissetta, Nissa, Cavese 0-3. A Noto Gelbison 0-1. A Cosenza batte Messina 3-2. A Ragusa Licata 1-2. A Ribera batte Palazzolo 2-1. E a Torre Annunziata Savoia comprensorio Montalto 0-0. Grande vittoria del Cosenza che batte in casa il Messina e lo raggiunge al primo posto. Questa la classifica completa. In vetta troviamo Messina e Cosenza con 32 punti, segue Gelbison 31, comprensorio Montalto 26 punti, comprensorio Normanno 25, Ribera 24 punti, città di Messina e Savoia 23, Ragusa 22 punti, Vibonese 21, Licata 20 punti, Agropoli 17, San Biase e Cavese 16 punti, Palazzolo 12, Acireale 10 punti, Nissa 7, ultima in classifica troviamo Noto con 6 punti, ricordiamo Nissa 1 punto di penalizzazione e Noto 3. Diamo lettura anche del tabellino del prossimo turno, si giocherà chiaramente domenica prossima, domenica 16 dicembre 2012, questi gli incontri: Messina-Ragusa, comprensorio Normanno contro comprensorio Montalto, Gelbison Agropoli, Licata Nissa, Cosenza Savoia, Palazzolo Città di Messina, Cavese Aciriale, San Biase Noto e si chiuderà con Vibonese Ribera. Allora, Carmelo, il punto della situazione, intanto partiamo dal fatto che il Messina, seppur perdendo a Cosenza, comunque rimane in vetta.
Messina rimane in vetta, però viene raggiunto proprio dalla formazione rossoblu di Gagliardi. Oggi è una gara che lascia tanti rimpianti al Messina, che ha letteralmente concesso il primo tempo al Cosenza, nonostante fosse partito bene nel primo quarto d'ora. Le reti di Guadalupi, di Mosciaro e di Salvini avevano portato sul 3-0 il Cosenza. Si sveglia tardi il Messina con le reti di Quintoni e Re Giorgio Corona che fissano il risultato sul 3-2. E conferma comunque la forza della squadra calabrese. Comunque. Il Cosenza fino all'ultimo lotterà, ma che non sarà una cavalcata trionfale, io credo che a Messina lo sappiano. Si sveglia oggi il Gelbison Cilento che espugna il campo del Noto, che rimane all'ultimo posto in classifica. Buon punto del comprensorio Montalto al Giro di Torre Annunziata contro il Savoia, mentre si mantiene in zona playoff il Paternò nonostante la sconfitta del Celeste di Messina per 3-0 contro il Città di Messina. Tra l'altro si mantiene in zona playoff, però dobbiamo dire infatti, perché in settimana ha acquisito i 3 punti a tavolino della gara con la che Gopri. fanno tantissimo. Abbiamo qui il capitano della Ciriale, ovvero il nostro Patti, un pareggio con la Sambiase che potrebbe sembrare forse poco importante per la classifica, però almeno la muove. No, assolutamente. Quando porti punti a casa sicuramente c'è sempre qualcosa di importante, non è tutto da buttare. Noi abbiamo cambiato tanto in queste settimane e quindi oggi non era semplice, come domenica scorsa soprattutto, non era semplice fare punti e dare continuità alla classifica. Ci siamo riusciti e quindi siamo contenti, a metà ma contenti. Diciamo che può darsi che sia aperta una nuova pagina, nel senso che con l'avvento di Orazio Sorbello in società in maniera forte e dichiarata, Carmelo probabilmente me lo può confermare, sicuramente qualche cosa si muoverà anche in settimana. No, sicuramente non può darsi, sicuramente si è aperta una nuova pagina, perché comunque con l'avvento di Sorbello, non per parlare del passato, perché certo, non ci mancherebbe, non è giusto, però con l'avvento di Sorbello è stata una ventata di garanzia un po' per tutti. Il no? nome è una forza. Sì, infatti. Quindi questo anche dà perché garanzia lui di serenità anche d'ambiente. Sì, anche perché lui è di Ciriale, uno che ha vissuto di calcio e che non ha bisogno appunto della Ciriale per vivere. Quindi se si mette dentro una situazione del genere vuol dire che ci crede e questo ci dà grande fiducia. Come vedi tu l'avvento? Più che altro il punto di oggi secondo me non va sottovalutato. Primo perché Sambiase è una buonissima squadra, anche se la classifica non è brillantissima, c'è costringere con una squadra infarcita di giovani, perché va detto, tra l'altro tu Matteo oggi eri squalificato e i senior credo che fossero 3-4 in formazione, non di più, per il resto era una squadra imbottita di juniors, quindi il punto di oggi forse è più importante sotto l'aspetto psicologico di quello della settimana scorsa. Sì, vabbè, comunque c'era qualche senior come dici tu, ma solo perché non rientrava nell'anno 92, perché comunque c'era Umberto Varriale che è comunque un 91, c'era il nuovo acquisto nostro Rabbeni che è un 89, quindi comunque sì, è vero, sono senior, però eravamo molto giovani, in una situazione difficile, in una piazza importante come Ciriale non è semplice giocare con queste pressioni. Però Matteo, la riflessione secondo me, guardando anche il mercato, guardando anche quello che è successo oggi, cioè andiamo a vedere i risultati ad esempio di Ribera Palazzolo, esordiscono nel Ribera Ancione e Cortese fa una doppietta, segno che forse poi questi giocatori... Segno che poi questi giocatori su cui si era puntato ad agosto non erano male. Allora non è che c'è un problema secondo me di eccessive aspettative che c'erano su questa squadra e di pressioni secondo me eccessive su questa squadra, esagerate. A me non piace tanto dare giudizi, però spesso mi fanno queste domande e io ho il mio pensiero. Comunque ricordiamo che chiamarsi Ribera è un discorso, chiamarsi Ciriale è un altro. Su questo dobbiamo dare ragione anche a Patti. È normale che magari là sei più libero, sei più spensierato, ma non è un problema della città, non è un problema della piazza, magari ce ne fossero di piazze così importanti. Forse è un problema caratteriale
di certi giocatori, che non Cortese, per carità, è solo un discorso generale. Tra l'altro Roberto è abituato a giocare in piazze importanti. Certo. Roberto Cortese ha giocato a Foggia, ha giocato a Taranto, Chiaro. che non sono, quindi è Chiaro. tra l'altro un calciatore abituato a gestire le pressioni. Io volevo sentire anche un po' il parere di Filippo, no? Che chiaramente essendo nelle vicinanze, perché allena il Santa Venerina, un po' di riflesso subisce insomma l'umore della piazza Cese in generale, no? Certo. Come vedi la situazione della Cirale di quest'anno? No, io infatti come diceva lui, alla Cereale ci sono sempre delle grosse aspettative, perché avendo avuto un trascorso importante, chiaramente Però a si tutto c'è aspettano una sempre. fine e a tutto c'è anche un Ecco, inizio, e bisogna anche un po' poi adeguarsi. E infatti, secondo me con l'avvento di Orazio Sorbello, che è un amico a cui faccio tanto in bocca al lupo, certo. lui sa probabilmente con il presidente, con i dirigenti la strada da intraprendere, ma secondo me per quanto riguarda queste categorie si deve proprio partire dai giovani, con quelli si può, perché oggi le difficoltà economiche che ci sono Sono esagerate, sono soprattutto esagerate. anche in queste categorie dove indubbiamente Mamma i mia. budget sono considerevoli, non Certo, sono certo. soltanto budget da promozione, Esatto. da eccellenza, Infatti. già solamente di trasferte per intenderci. Infatti. Carmelo, Invece a Matteo volevo domandare Sì. non solo sulla Cireale. Ad esempio il Paternò è stata la prima partita senza Giuseppe Savonarola, che tra l'altro da Cireale negli anni passati ha lasciato anche un bel ricordo. Si è vista già che è stata un'assenza pesante, mentre oggi il Città di Messina ha reagito con la doppietta di Tiscione e il gol di Giardina. Sì, ma sicuramente quando appunto arriva dicembre c'è il mercato, quindi cambiano un po' gli equilibri. Si cambia tutto. Soprattutto in Serie D, dove è molto semplice cambiare per vari problemi societari. Il girone di ritorno è sempre un altro campionato, è totalmente un'altra cosa. È normale che quando una squadra perde un giocatore importante come lo può essere Savonarola per il Paternò, subentrano certe difficoltà, anche se non è un solo giocatore a fare la squadra, però magari mentalmente perdi qualcosa. Il Città di Messina pure è un'ottima squadra, ha un potenziale offensivo impressionante per la categoria, e quindi credo che sia anche normale che si sia risvegliato e abbia vinto. Invece oggi un'altra vittoria importante l'ha fatta il Licata a Ragusa. Qual è, Matteo, il tuo giudizio invece sul Licata, che con Romano in panchina, Se avesse iniziato se forse avesse iniziato con dall'iniziato, Romano in panchina oggi sarebbe fra le prime? Sì, vabbè. Sorprende poi- sempre di più ogni settimana. Sì, ma infatti da quando è arrivato il mister che conosco so che comunque stanno facendo bene, si stanno tirando fuori dai bassi fondi della classifica e fanno sempre bene. Non è facile vincere a Ragusa, loro ci sono riusciti, un bravo a loro, però è normale che io cerco di guardare in Certo. casa mia. A proposito di casa tua, Matteo, tu resti ad Cireale? Io Forse sì. sei l'unico vero big che è Resta rimasto da lì. Cireale. Possiamo dire anche i tifosi. Sì, certo. Io ho parlato con il direttore, credo non ci siano in problemi su niente, anche prospettiva- perché la mia volontà è quella di Parti rimanere. adesso in prospettiva chiaramente di questa fase importante, no? Perché questo pareggio, sì, seppur in casa è stato un pareggio che ha mosso ancora di più la classifica, vuol dire comunque cercare di chiudere nel migliore dei modi questo 2012 per poi dopo cercare di, non dico non fermarsi più, ma di fare veramente punti pesanti nella nuova stagione 2013. No, certo. Credo che la rosa debba essere ancora completata, credo, non ne ho la sicurezza, però è normale che bisogna finire questo girone d'andata nel migliore dei modi per poi approfittare della sosta per riamalgamare un po' il tutto e cercare Tra 7 giorni a Cava dei Tirreni trovare- però, Sì, E quindi ma là tanto... una vittoria vuol dire anche agganciare una parte importante della classifica, perché loro hanno 16 punti, quindi vuol dire prepararsi per trovare stimoli giusti. Penso che Carmelo anche tu sei d'accordo su questo. È una gara chiave. È una anche gara perché chiave. La Procavese arriva dal successo di oggi. La Nissa in questo momento è un avversario abbordabile, però sono sempre 3 punti importanti. Certo. È una gara verità per entrambe. Certo, Matteo, se doveste andare a vincere a Cava dei Tirreni, poi si apre uno scenario completamente diverso. Sì, ma non è il problema Cava dei Tirreni, il problema è che noi dobbiamo cominciare a vincere tutte le partite, ovunque, in casa, Infatti. fuori, e bisogna fare punti, quindi non è che guardiamo tanto l'avversario, ma cerchiamo appunto di guardare in casa nostra e cercare di trovare
di cercare di fare quadrato e poter vincere più partite possibili. Gli ultimi 30 secondi, Carmelo, per pensare a quello che può succedere la prossima settimana guardando il tabellino degli incontri. Guardando il tabellino degli incontri, il Messina al San Filippo non può sbagliare contro il Ragusa di Anastasi, che a sua volta si deve riscattare dal passo falso nel derby di oggi. Benissimo, allora con questa insomma, chiara idea del nostro Carmelo per cercare appunto di risollevare sempre di più le sorti anche della squadra ragusana, a questo punto ci dobbiamo fermare, no? Sì, ci vediamo tra poco, mandiamo la pubblicità e ritorniamo tra poco col campionato di eccellenza. Chiusa la parentesi dedicata al campionato interregionale, adesso apriamo la pagina sui campionati di eccellenza con i due gironi siciliani, il girone A ed il girone B. Iniziamo subito con i risultati e la classifica del girone A. A Bagheria San Cataldese 3-1. A Leonfortese batte Monreale 3-0. A Mazzara del Vallo, Mazzara, Folgore e Selinunte 2-1. A Palermo, Parmonval, Atletico Campofranco 0-0. A Raffadali, Camarat 0-1. A Custonaci, Riviera Marmi batte Marsala 3-0. A San Giovanni Gemini, Acragas rinviata e a Trapani, Valderice, Alcamo 1-2. Il big match di questo girone A, appunto tra il San Giovanni Gemini e l'Acracas, non si è disputato, pertanto le due squadre rimangono immutate per quanto riguarda la distanza, seppur notevole, che ha l'Acracas nei confronti del San Giovanni Gemini. I punti sono sempre 7, quindi l'Acracas in testa ancora con 37 e 30 il San Giovanni Gemini, ma guardiamo la classifica completa. In vetta troviamo Acragas con 37 punti, segue San Giovanni Gemini 30. Atletico Campofranco 29 punti, Raffadali e Riviera Marmi 27, Camarat 22 punti, Leonfortese 21, Parmoval 20 punti, Alcamo 19, Mazzara 16 punti, Bagheria 14, Folgore e Selinunte 12 punti, San Cataldese e Valderice 11, Monreale 10 punti, ultima in classifica troviamo Marsala con un punto, ricordiamo Marsala e Mazzara un punto di penalizzazione e Acracas e San Giovanni Gemini ovviamente una partita in meno. E a questo punto il tabellino per quanto riguarda gli incontri della prossima settimana sarà la 15ª giornata, domenica 16 dicembre 2012. Questi gli incontri: Acragas Leonfortese, Alcamo Riviera Marmi, Atletico Campofranco Raffadali, Folgore Selinunte San Giovanni Gemini, Camarat Mazzara, Monreale Valderice ed infine si chiuderà con San Cataldese Parmonval. Carmelo, il big match in un certo senso era forse l'unica partita da attenzionare in questo girone, sappiamo ormai tutti come l'Acracas lo sta dominando, poteva essere forse il momento giusto per accorciare le distanze soprattutto da parte del San Giovanni Gemini. Diciamo che l'Acracas vince anche quando non gioca, perché oggi ha avuto una serie di risultati favorevoli concomitanti, ha avuto diversi risultati favorevoli concomitanti su tutto il pareggio dell'Atletico Campofranco in trasferta con il Parmonval, ma soprattutto la sconfitta del Raffadali in casa con il Camarat. Tra le inseguitrici vince solo il Riviera Marmi contro il fanalino di coda Marsala, che sta giocando praticamente con una squadra piena di juniores, molti dei quali nel giro della rappresentativa regionale, buoni giocatori ma pur sempre juniores. Risultati e classifica per quanto riguarda il girone B del campionato di eccellenza giunto alla sua 14ª giornata. Ad Aci Sant'Antonio, Atletico Villafranca 0-0. A Pachino, Rosolini, Real Avola 1-1. A Comiso, Nuova Igea 0-3. A Brolo, Mazzarrà, Vittoria 3-2. A Modica, Due Torri 0-2. A Capodorlando, Orlandina batte Atletico Gela 4-1. A San Gregorio di Catania, San Gregorio Tiger 1-0. E a Taormina Mister Bianco 2-3. Vincono entrambe le due squadre di testa, ovvero l'Orlandina e il Due Torri, ma è la squadra messinese dell'Orlandina ancora ad essere la regina di questo girone B del campionato di eccellenza. Questa è la classifica completa. Prima in classifica troviamo Orlandina con 28 punti,
Segue Due Torri 26. Nuova Igea 25 punti, Modica e Mazzarrà 24. Aci Sant'Antonio 22 punti, Vittoria 21. Tiger, Taormina e Mister Bianco 19. San Gregorio 18 punti, Real Avola 14. Comiso, Rosolini e Atletico Villafranca 10 punti, ultimo in classifica Atletico Gela con 9 punti. Ricordiamo Mister Bianco 2 punti di penalizzazione e Nuova Igea e Taormina una partita in meno. Prossimo turno, naturalmente domenica prossima, 15ª giornata, questi gli incontri: Atletico Gela Aci Sant'Antonio, Atletico Villafranca Modica, Vittoria San Gregorio, Due Torri Mazzarrà, Mister Bianco Comiso, Nuova Igea Orlandina, Real Avola Taormina ed infine Tiger Rosolini. E proprio sull'incontro che ha visto la squadra catanese del San Gregorio battere la squadra della Tiger Brolo, possiamo passare subito al commento di Carmelo. Questo San Gregorio comunque sorprende, no? Perché comunque non era certamente partito con gli onori della cronaca di grande squadra, nel senso che comunque non si sapeva come potesse rispondere il gruppo nel campionato difficile di eccellenza. Anzi, non solo non era partita con i favori del pronostico, ma aveva proprio l'etichetta di Cenerentola, di squadra che qualunque punto ottenesse era già un buon risultato. Invece a oggi finisse il campionato, il San Gregorio sarebbe salvo e soprattutto continua ad avere un buon margine sul sest'ultimo posto. Oggi ha ottenuto un successo contro una squadra importante, qual è il Tiger Brolo, seppur in difficoltà, e che questa settimana sta vivendo anche in modo travagliato il mercato di dicembre. Sta cambiando molto la squadra di Santino Bellinvia. Tra l'altro un successo pesante perché e questo è un campionato che sta parlando sempre più messinese. Le prime 4 squadre appartengono tutte alla provincia di Messina, comanda l'Orlandina che oggi al merendino ha travolto l'Atletico Gela, anche se la copertina del giorno, Ettore, ce l'ha il Due Torri di Antonio Alacqua che ha espugnato il Caetina di Modica per 2-0 con il difficilissimo, con doppietta di Antonio Isgro. Vola anche la Nuova Igea che ha espugnato il campo del Comiso per 3-0 e un'altra impresa l'ha compiuta il Mazzarrà Sant'Andrea che ha battuto in casa il Vittoria per 3-2. La formazione di Perdicucci adesso si stabilizza in zona playoff. Però guarda al che la quarto vittoria posto del Mister Bianco fuori casa, Mister Bianco ha ottenuto un bel oggi ha un bel risultato, aveva vinto per 3-2 al Bagicalupo di Taormina in una gara rocambolesca e estremamente piacevole e piena di colpi di scena. Voglio sentire un po' il parere dei nostri ospiti. Iniziamo con Filippo Millauro. Questa Orlandina super organizzata, una vera e propria squadra quasi professionistica, nel senso che il gruppo dirigenziale è uno che insomma ha tanta esperienza per poter, non dico stravincerlo, ma essere protagonista soprattutto in questo girone B del campionato di eccellenza. Sì, sicuramente loro hanno iniziato proprio a programmare questa stagione già da quest'estate, per cui hanno un organico importantissimo, hanno una struttura societaria veramente importante e hanno anche delle risorse che magari altre squadre non hanno, e allora loro sono proprio i veri candidati al salto di categoria. Però devo dire, mister, in estate c'era anche... È vero che è una società solida, ben strutturata, però in estate c'era anche un po' di scetticismo, perché avevamo visto tanto folklore, il ritiro in Germania, l'esperienza ci dice che quando si vedono queste cose poi in genere è sempre... c'è tanto fumo e poca rossa. Ci può rispondere anche Papi su questo. Invece questa cosa, l'Orlandina è stata un po' l'eccezione che ha confermato la regola. Sì, stanno durando effettivamente, c'è una base. Sicuramente proprio da questo qua che si vede anche dei risultati che ci sono stati, praticamente significa che le basi sono veramente solide, non è solamente fumo ma c'è anche dell'arrosto, per cui del buon arrosto. Io penso proprio che arriveranno fino alla fine. Anche perché una squadra nell'interregionale, a parte appunto il Città di Messina e il Messina, credo che sia fondamentale anche una presenza nella zona tirrenica, no? Perché con la scomparsa in un certo senso del Milazzo, della Nuova Igea, insomma si sente un po'... Il Milazzo per rimanere in seconda divisione deve fare un vero e proprio miracolo,
Quindi l'arrivo dell'Orlandina potrebbe alimentare, no? Ma diciamo che in questo momento c'è una grande vivacità da quelle parti, la Nuova Egea. Invece a Matteo volevo domandare, l'Orlandina nelle ultime settimane ha ingranato proprio perché ha acquistato un attaccante importante come Peppe Dama, quindi questo dimostra che certe volte proprio avere un centravanti importante davanti ti può fare la differenza. Sì, sicuramente. Io non conosco bene adesso Dama, però è normale che quando devi vincere l'attacco è importante, perché se non riesci a fare gol le partite finiscono 0-0. Il Catania ce l'ha insegnato in queste ultime settimane, con la mancanza di Berghessio, con la grande voglia di chi lo ha sostituito, però la forza di un centravanti in una squadra che comunque deve concretizzare mole di gioco, intensità agonistica, soprattutto in una fase d'attacco, ci vuole quello che mette dentro la palla. Sì, per forza. Sono d'accordo? Filippo? No, dicevo che l'Orlandina, a parte l'attaccante Dama, è uno che chiaro, è l'organico. Ha proprio un'ossatura, è l'asse centrale proprio importante. Chiaramente anche non è solo l'attaccante. Indubbiamente, però quello incide, no? Poi alla fine è quello che fa la copertina, no? Di una squadra, spesso e volentieri. Invece continua a essere una sorpresa, a mio avviso, la Nuova Egea. La Nuova Egea quest'anno, nonostante rappresenti una piazza importantissima come Barcellona Pozzo di Gotto, quest'anno era partita con un basso profilo, erano partiti solamente per salvarsi, si ritrovano terzi in classifica e con una squadra, tra l'altro nelle ultime 2 settimane hanno dovuto fare a meno di Rino Frisenda, che l'attaccante è un po' il riferimento per esperienza, per trascorso della squadra, l'uomo copertina per parlare di copertina. Benissimo, perfetto, abbiamo quindi concluso anche lo spazio dedicato all'eccellenza. Salutiamo il nostro ospite dell'Interregionale, ovvero il nostro capitano della Ciriale Patti. Salve. Ti auguriamo come al solito tanta fortuna, buon lavoro. Quando eravate venuti qua l'ultima volta, sia anche il mister, e poi lo hai seguito a Roto qualche settimana successiva tu, insomma abbiamo sempre sperato di poter parlare sempre in maniera positiva della Ciriale, ne siamo ancora pienamente convinti, perché l'organico c'è, la piazza è importante, lo sappiamo, e credo che il vostro entusiasmo può far sì che insomma prima o poi venite fuori da questa situazione. Anche perché, Ettore, diciamocelo francamente, la Ciriale in Serie D è un patrimonio che non si può perdere. Non si può perdere, non lo possono perdere loro, ma secondo me tutta la provincia catanese sono assolutamente, senza nulla togliere chiaramente anche la squadra del Paterno. E al Paterno ovviamente, però il Paterno diciamo che la salvezza è un po' più probabile vista la classifica. La Ciriale sta soffrendo di più e quindi spingiamo tutti la Ciriale affinché rimanga in Serie D. Grazie Matteo Patti della Ciriale, e ci dobbiamo fermare, no? Perché tra poco parleremo di promozione. Però non sarai tu. No, parleremo di promozione con Angiada, ovviamente con me, ci vediamo settimana prossima. Grazie, a tra poco dopo la pubblicità. Eccoci rientrati in studio, dopo Lorena abbiamo la presenza di Giada. Ciao Giada, ciao, oggi ti faccio salve. compagnia seduto, va bene? Sì, speriamo che ti rimetti presto. Sì, no, va già abbastanza bene, per cui insomma non mi posso lamentare. Ci ha raggiunto qui nello spazio ospiti il direttore generale del Carlentini, squadra di prima categoria del girone F. Parliamo con Giovanni Gulizia. Salve Giovanni, buonasera. Bentornato. Rimane in postazione, perché tra poco parleremo di questo Santa Venerina, il mister Millauro, e in postazione come al solito internet il nostro Carmelo Puglisi. Carmelo, dobbiamo di nuovo tutti i riferimenti per i collegamenti, per mandare email e tutti i vari quesiti che i nostri amici a casa possono formulare, non soltanto agli ospiti ma in generale anche agli andamenti dei campionati. Sì, il nostro sito internet è www.programmapenalty.it, Programma Penalty è anche il nome della nostra pagina su Facebook, e il nostro indirizzo di posta elettronica è info@programmapenalty.it. Perfetto, e allora parliamo subito del campionato di promozione, lo facciamo con i risultati e la classifica del girone A. Anche in questa occasione parliamo della 14ª giornata. A Canicattì Atletico Corleone è stata rinviata. A Terrasini, Aragona batte Terrasini 1-0. A Marsala, Strasatti Salemi 0-0. A Partinico, Dattilo batte Partinica Audace 1-0. A Favara, Profavara Carini 4-0. A Sciacca Campobello di Mazzara 2-2.
A San Cataldo, Seradifalco Mussomeli 1-0. A Piana degli Albanesi, Cianciana batte Skanderberg Piana 2-0. Aumenta, anche se di qualche punto, il vantaggio del Pro Favara, che continua ancora ad essere la squadra leader di questo girone A del campionato di promozione. Pro Favara in vetta con 31 punti, segue Sciacca con 26, Salemi, Seradifalco e Dattilo 25, Cianciana 24, Strasatti e Aragona 20, Atletico Corleone 19, Canicattì 18, Mussomeli 17, Carini 16, Terasini 14, Skanderberg Piana 11, Campobello di Mazzara 10 e Partini Caudace 8. Ricordiamo che Atletico Corleone e Canicattì hanno una partita in meno. Favara che continua ad essere la squadra leader, Carmelo, anche se pur aiutata dal pareggio della squadra che segue in classifica, ovvero lo Sciacca. La Pro Favara oggi ha rispettato il pronostico, ha battuto 4-0 il Carini, invece lo Sciacca non è andato oltre il 2-2 nello scontro tra Nobili decadute con il Campobello di Mazzara, non pareggia anche il Salemi 0-0 sul campo dello Strasatti, invece continua il suo buon campionato la matricola terribile Seradifalco che in casa batte 1-0 il Mussomeli, pesante anche il successo esterno del Dattilo a Partinico contro il Partinico Audace. Andiamo ancora avanti, adesso parliamo del girone B, sempre del campionato di promozione, questi i risultati e la classifica. A Palermo, Cus Palermo, Collesano 4-0. A Cefalù, Sacro Cuore Milazzo 2-1. A Palermo, Equipe Palermo, Delfini Vergine Maria 2-2. A Barcellona Pozzo di Gotto, Igea Virtus batte Mamertina 2-0. A Cerda, Rocca di Caprileone batte Montemaggiore 4-2. A Patti Ciappazzi sospesa. A Sant'Agata di Militello, Sant'Agata Real Calcio è stata rinviata. A Torregrotta Spadaforese 1-1. La vittoria fuori casa della squadra del Rocca di Caprileone fa sì che la squadra messinese continui ancora ad essere leader di questo girone. Questa è la classifica comunque completa. E si è ancora in vetta a Rocca di Caprileone con 33 punti, seguito da Igea Virtus e Cefalù con 29, Spadaforese 25, Montemaggiore 23 punti, Sacro Cuore Milazzo 22, Torregrotta 20, Ciappazzi 19, Real Calcio 18, Mamertina e Cus Palermo 17, Sant'Agata 16, Collesano ed Equipe Palermo 9, Patti 7 e Delfini Vergine Maria 3. Ricordiamo che Ciappazzi, Patti, Real Calcio e Sant'Agata hanno una partita in meno. Hai sempre ragione tu sul fatto che quest'anno molte squadre messinesi sono veramente squadre leader nei gironi sia di promozione che di eccellenza e anche in parecchi gironi di prima categoria. Carmelo. Sì, fa sul serio il Rocca di Caprileone, questa squadra Ettore è partita per scherzo, è stata ripescata dalla prima categoria quest'estate e comanda questo campionato con 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Oggi ha ottenuto un successo importante contro un avversario sgorbutico come il Montemaggiore. Le inseguitrici però non mollano, l'Igea Virtus al Dal Contres ha battuto 2-0 il Mamertina e la stessa cosa ha fatto il Cefalù in casa contro il Sacro Cuore e Milazzo invece ha rallentato la Spadaforese che ha pareggiato 1-1 a Torregrotta. Nella parte bassa della classifica vince solo il Cus Palermo che travolge il Collesano. Pronti per parlare adesso del girone C del campionato di promozione, così avremo modo di parlare anche con mister Millauro. Risultati e classifica della 14ª giornata. Ad Enna Nicosia è stata rinviata. A Fiumefreddo di Sicilia, Fiumefreddese, Real Giarre 2-1. A Mili Marina, Pistonina, Belpasso 3-2. A Castiglione di Sicilia, Randazzo, San Sebastiano è stata rinviata. A Belpasso, Real Belpassese, Riviera dello Stretto 0-0. A Santa Venerina, Real Santa Venerina, Sporti Insieme 3-0. A Catania, Via Grande batte Scommettendo 3-0 a tavolino. A Troina a Giranissoria è stata rinviata. In testa il San Sebastiano con 28 punti, poi tutte le altre abbastanza raggruppate nella zona a seguire per quanto concerne i playoff. Questa comunque è la classifica.
San Sebastiano in vetta con 28 punti, seguito dal Viagrande con 27, Real Belpassese 26, Belpasso, Real Giarre, Randazzo e Pistonina 22, Fiume Freddese 20, Agira Nissoria e Sport Insieme 15, Riviera dello Stretto 12, Troina 11, Real Santa Venerina 9, Nicosia 6, Enna 1 e Scommettendo è stata rinviata o radiata. No, rinviata. Ok. È stata rinviata. Pistonina, Randazzo, Enna, Nicosia, Randazzo, San Sebastiano, Troina ed Agira Nissoria hanno una partita in meno. Enna 3 punti di penalizzazione. Perfetto, allora abbiamo già anticipato che la Scommettendo ha finalmente chiuso il suo calvario in questo girone, perché ha già raggiunto la quarta sconfitta a tavolino, e quindi automaticamente tutte le squadre che hanno giocato con questa compagine catanese riacquistano, se li avessero persi, i punti eventualmente appunto sulle partite giocate. È la dimostrazione dell'ennesima crisi. Carmelo. Diciamo che abbiamo il primo verdetto già a dicembre, le squadre del girone C di promozione non sono più 16 ma 15, chiaramente tutte le vittorie c'è anche l'Enna che è un po' barcolla, no? Tutte le vittorie. Adesso oggi la gara è stata rinviata per neve, la gara del Sì. Gaeta oggi è stata rinviata per neve e staremo a vedere nelle prossime settimane. Per il momento questa classifica andrà completamente riscritta, perché tutte le squadre che hanno vinto con la Scommettendo o a tavolino o sul campo si vedranno sottratti i 3 punti. La classifica comunque che è stata paradossalmente messa il vincitore morale di questa giornata è proprio il nostro ospite Filippo No, Millauro. perdonami se ti interrompo, perché comunque la classifica che noi abbiamo messo nel tabellino è quella già con i punti che la Scommettendo ha ridato eventualmente. Quindi noi questa, già ce questa è l'abbiamo la classifica aggiornata. ufficiale. Perfetto. Sì, è questa la classifica ufficiale. Allora, e dici bene perché Filippo Millauro, caro Ettore, oggi è il vincitore 4 morale, punti. perché non solo ha guadagnato i 3 punti ieri della vittoria con lo Sport Insieme in casa, ma è tra l'altro l'unica squadra che non era riuscita a vincere sul campo con la Scommettendo. Ogni Quindi tanto un po' di guadagna, fortuna. non perde 3 punti ma ne perde uno solo, quindi sulle concorrenti ne guadagna 4. Certo. Quindi Filippo, tra l'altro si aprono anche scenari importanti anche dopo il successo di ieri. Filippo. Sì, sicuramente. Onestamente devo dire una cosa, dispiace che succedano queste cose come il ritiro della Scommettendo, e mi dispiacerebbe, onestamente lo dico veramente, Anche quello dell'Enna. anche quello dell'Enna, perché l'Enna, essendo una città abbastanza non c'è calcio, non dispiace. Però è anche vero che i campionati vengono falsati in questo Assolutamente, modo. assolutamente. L'anno scorso l'eccellenza insomma ha subito moltissimo, e quest'anno la promozione anche. Secondo me, proprio come diceva Carmelo, adesso da adesso in poi si riaprirà un altro campionato, per il semplice motivo che ogni anno a dicembre, dopo i trasferimenti e gli svingoli, inizia un campionato nuovo, perché le società pensano di stravolgere i loro organici e chiaramente... Ma il Santa Venerina l'ha stravolto il suo campionato adesso da qualche settimana a questa parte, ha girato, voltato pagina? Sì, sì. Sottolineiamola questa cosa, sì. Anche perché so che ti devi togliere qualche sassolino dalle scarpe. Sì, onestamente sì. Tu lo sai che io ti do volentieri voce, perché tu sei sempre una persona molto diretta e pulita e corretta. Soprattutto ci metto anche la faccia quando dico le cose, per cui vai. E allora, sì, per quanto riguarda il Santa Venerina, da un paio di settimane si respira un'aria di tranquillità, perché abbiamo un attimino rassettato quelle che erano le nostre cose, le abbiamo discusse e sono rientrati dei giocatori, sono andati via degli altri giocatori, ma non ci sono giocatori di nome altosonanti, bensì... Non avete i top player? No, assolutamente non ce li possiamo permettere, perché oggi non vogliamo fare la fine di qualche altro, promettere ma poi non mantenere. Ma è una politica, secondo me, importante questa è una politica giusta e importante. Questo è il vero dilettantismo fatto con intelligenza. Diciamo che il dilettantismo fatto con intelligenza. Che tu tra l'altro in organico mantieni, possiamo dire, 2 ex top player, che sono Coriolano e Tomaselli, che sicuramente fino a 6-7 anni fa erano giocatori anche che... Salvo Gregorio, con lo stesso Giglio, Salvo Gregorio, lo Giglio, stesso anche Giglio. Giglio. Però, sicuramente fino a 6-7 anni fa erano giocatori che facevano la differenza. Sicuramente. L'età passa un po' per tutti i piedi, però sono sempre gli stessi. Ma anche adesso e sono utili anche adesso a far crescere i giovani. Sicuramente questo mix
Dicevo che praticamente noi siamo stati praticamente abbandonati, questi sono i sassolini. Il Sassolino, vai. Sono perché allora ce lo dimentichiamo, siamo stati letteralmente abbandonati da quella che è l'amministrazione locale e poi praticamente dalle aziende locali. Tant'è vero che noi siamo forse l'unica squadra a non avere uno sponsor completamente, per cui tutto ciò che facciamo lo facciamo con le nostre forze, con le forze del mio presidente, con le forze personali, lo posso anche dire perché... No, fai bene, fai bene. Lo posso dire perché lo stiamo facendo proprio per non lasciare a metà quello che era il nostro progetto. Il nostro progetto sta andando avanti con dei ragazzi giovani, noi che si diceva che non avevamo nessuno, abbiamo in questo momento 20 ragazzi di Santa Venerina, proprio di Santa Venerina. È una squadra locale con giocatori locali, con i costi di trasferte chiaramente che rimangono sempre molto alte, però le spese di gestione interne assolutamente abbordabili, da puro dilettantesimo. Esatto, anche se io non sono di Santa Venerina, per cui non è che mi dovrei prendere tutte queste brighe, lo faccio solo ed esclusivamente perché sono innamorato. Il direttore qua del Carlentino un po' sorride, Gurizia, ma a Carlentina è la stessa identica situazione in prima categoria, cioè, oppure voi invece qualche top player di qualche altra No, loro i top player ce l'hanno. No, noi i top player ce l'abbiamo, e il nostro capitano Sparagnini, c'è Cammarata, c'è Cammarata, c'è Sicura, c'è Giovanni Siciliano in porta, Benedetto Sicura. Benedetto Sicura, sì. Ex Leonzio. Ex Leonzio. Conosco bene, Abbiamo lanciato in anche eccellenza. Danilo Amore, ex Leonzio. Sì, stiamo camminando. Assolutamente. No, adesso per ritornare un po' a Filippo, comunque il progetto del Santa Venerina, a parte insomma far sì che insomma si salvi la categoria, ma perché no costruire anche con questi giovani ragazzi un progetto che possa far stabilizzare un po' la realtà calcio nel paese. Ma sai, quando onestamente tu devi sopravvivere a determinate situazioni diventa anche difficile, e per me, io penso solamente a quest'anno, a andare avanti quest'anno e riuscire dignitosamente a finire il campionato senza andare a elemosinare niente a nessuno. Io ad essere sincero non pensavo che insomma quest'anno partecipasse al campionato, perché l'anno scorso la retrocessione è stata un pochettino qualcosa che vi ha un po' demoralizzati, soprattutto a te, perché ci siamo sentiti dopo, mi ricordo quel giorno. Retrocessione immeritata. Per cui insomma figlia di queste situazioni. Bravo, perfetto, quindi vi siete ricompattati. Ma uno, sai, noi stiamo è duro, battiamo sulla tabellina, proprio perché io sono proprio l'ultimo a mollare e cerco di trascinare il mio gruppo e condividere quelle che sono le mie idee. Certo. Chiaramente gli altri mettono i bastoni fra le ruote, ma io lo posso dire tranquillamente, e se mi ascoltano da questa, che sono in tanti che ci ascoltano, ci avranno vita dura, perché non mi abbatto facilmente. Senti, la settimana prossima però vai a Belpasso, e lì ci sarà la battaglia. E a proposito, Ettore, completando il quadro sul girone C, oggi non si è giocata perché Castiglione di Sicilia era invasa dalla neve, non si è giocata a Randazzo San Sebastiano, però dobbiamo sottolineare la crisi delle belpassesi, perché entrambi sono in grande difficoltà. È vero. Il Belpasso a Messina con il Pistoia Nell'Omiano ha subito la terza sconfitta consecutiva, la Belpassese non è andata oltre lo 0-0 interno con il Chiederemo a qualche dirigente che cosa sta succedendo. Il Riviera dello Stretto, tra l'altro il Riviera dello Stretto, c'è una sorta di paradosso su Riviera dello Stretto, che ha in panchina Nino Naccari, che era uno dei bomber più prolifici negli anni 90. Nino Naccari da allenatore invece è trapattoniano assoluto, attua un catenaccio straordinario. Mai dire mai. Ha fatto lo 0-0 a Giarre e ieri si è ripetuto a Belpasso, uno 0-0 ha chiuso ogni varco. Comunque questo Riviera dello Stretto è veramente organizzato, e dobbiamo sottolineare anche in chiusura, velocemente, anche il risultato del derby ionico etneo. Fiume Freddese, Real Giara era sentitissima, appena 10 km di distanza, ha vinto a sorpresa la Fiume Freddese. Il Real Giara era andato in vantaggio, ma poi non è riuscito a chiudere la partita e la formazione di Bucciarelli ha rimontato. E su questa cosa voglio chiedere a Filippo, la realtà di Giarre è una realtà che pensi possa comunque alla fine venire fuori in maniera forte, dichiarata, con la possibilità anche di vincere il girone? Ascolta, io conosco tanti ragazzi che sono là, anche qualcuno per averla avuto. Conosco la passione che ci mette Romeo e anche il presidente Di Martino. Mi risulta che si sono anche rinforzati prendendo un attaccante di spessore come Aleo, Daniel, che ho avuto io anche
e so che è un buonissimo giocatore, potrebbe dargli anche una mano. Infatti mi ha sorpreso questa sconfitta, con tutto il rispetto per, chiaramente, per la Fiumefredese, che loro lavorano con molti giovani. Bucciarelli, Antonio Bucciarelli sta facendo lo stesso lavoro che stai facendo tu, ha una squadra di ragazzini e sta facendo non parliamo di ragazzini perché si sta svegliando per la sua continuità il Via Grande, comunque con una formula simile. Infatti, quindi è la dimostrazione che poi alla fine il lavoro queste paga. sono le formule che possono in questo momento dare qualche risultato, perché non ce ne sono assolutamente. E chi promette e poi mantiene ormai è finito. Bene, e chiudiamo adesso il campionato di promozione con la lettura dei risultati e la classifica del girone D. Ad Augusta, città di Augusta, Caltagirone 2-1. A Mascalucia, San Pio X batte Mascalucia 4-0. A Scordia, Rarinantes 1-0. A Siracusa, Scicli batte Ellenica 1-0. Ad Acate, Ragusa, Aci San Filippo 3-0. A Licata, Sant'Angelo Licata, Real Niscemi 6-0. A Santa Croce Camerina, Enzo Grasso batte Santa Croce 1-0. A Sant'Agata Battiati, Atletico Catania batte Sporting Battiati 2-0. Continua la marcia trionfale della squadra dello Scordia di mister Serafino, ennesima vittoria ed ennesimi 3 punti importanti naturalmente nella classifica che guida del girone D del campionato di promozione. Scordia in vetta con ben 35 punti, seguito da San Pio X con 29, Città di Augusta 26, Atletico Catania 23, Enzo Grasso 22, Scicli e Santa Croce 21, Aci San Filippo e Real Ragusa 20, Sant'Angelo Licata 19, Sporting Battiati 16, Rarinantes 15, Caltagirone 14, Ellenica 13, Mascalucia 9 e chiudiamo con il Real Niscemi con soli 3 punti. Allora, lo Scordia continua a vincere, caro Carmelo, ma anche insomma chi insegue fa punti e su tutti sottolineiamo l'ennesima vittoria del Città di Augusta, ma soprattutto la San Pio che vince in casa del Mascalucia per 4-0. Possono tra l'altro partire le immagini di questa partita che si è disputata sabato. È stata una partita in un certo senso a senso unico. Ho sentito il presidente del Mascalucia, Spina, che mi ha pure detto caro mister, alla fine non sono qua i punti che possono servire per risollevare le sorti del Mascalucia, ma sono stati punti però importantissimi per la San Pio, che con un'ulteriore forza di acquisto, perché hanno fatto qualche acquisto in prospettiva, a questo punto diventa la vera inseguitrice principe dello Scordia. Già l'inseguitrice, diciamo che sulla gara di ieri del buon aiuto somma di Mascalucia il divario tra le due squadre era troppo forte. La San Pio X ha dominato per tutti i 90 minuti, è un campionato di livello tecnico altissimo, forse questo il girone D è il livello più intenso, il girone D sicuramente tecnicamente più elevato. Lo Scordia soffre con la Rarinantes ma non perde un colpo, della San Pio abbiamo già detto, soffre anche il Città di Augusta che fatica per avere ragione del Caltagirone ma conquista i 3 punti. Invece una bella prova di forza l'ha data a mio avviso ieri l'Atletico Catania, perché seppur con un Battiati rimaneggiato non è facile andare a vincere contro la squadra di Luca Di Gregorio. Successo esterno pesantissimo invece per l'Enzo Grasso, e questo non me l'aspettavo, a Santa Croce Camerina. Questo non me l'aspettavo. Sicuramente allora del plotone delle siracusane secondo me l'Enzo Grasso è quella più attrezzata e ha ottime chance di arrivare in zona playoff. Dato che hai parlato di plotone siracusano, la domanda viene subito d'obbligo al direttore del Carlentini, Gurizia. Un plotone siracusano in questo girone è importante perché c'è l'Ellenica, c'è l'Enzo Grasso, la Rarinantes, Città di Augusta, Rarinantes. Questo per voi comunque secondo me è buono, soprattutto perché alimenta una forza di interesse per le squadre siracusane. Sappiamo tutti come è finito col Siracusa, quindi poi alla fine e con la Leonzio. E con la Leonzio. Pian pianino siete diventati voi della promozione dell'eccellenza punti di riferimento importantissimo per il movimento calcio. Sì, noi infatti se lei vede su Siracusa Sud diciamo che siamo la squadra in questo momento che puntiamo in alto pur di stare in campionati come la promozione. Certo.
confrontarci con il Città di Augusta, Certo. una bella realtà, come avete detto. Assolutamente, Anche Renzo assolutamente. Grasso non lascia a desiderare. Certo, certo. Io credo che comunque la politica dei piccoli passi è fondamentale. Fare tutto in una volta poi si rischia di cadere e farsi male. Non paga. Non paga. Ecco, questo lo diciamo perché Non paga. così tranquillizziamo Non tutti, paga. no? Sotto questo punto di vista. Filippo, Scordia in vetta con 35 punti, conosci bene quella piazza, sai benissimo che hanno tanta sempre voglia di fare bene, però hanno sempre voglia di fare tutto e poi dopo fermarsi e ricominciare poi magari con retrocessioni. Allora, ascolta, lo sai che io Scordia la conosco bene, ci ho vinto un campionato, ci sono stato, ci ho fatto, ho È amici. una piazza che conosci molto bene. La conosco certo. bene, conosco bene anche i giocatori e conosco bene anche, ma è gente esigente e particolarissima. Lo so. Di palato fine, siamo d'accordo, sono rimasti ai tempi dell'eccellenza un po' di Però anni sì, fa. mister, io ho avuto l'impressione da esterno, perché non è le realtà del Calatino non le conosco benissimo, però ho avuto l'impressione che l'anno scorso perdere i playoff col San Gregorio gli abbia fatto bene, cioè un altro anno di purgatorio e si è servito a cementare il progetto. Sì, però tu sai che hanno cambiato tutto assetto societario completamente, per cui le persone che sono venute adesso non sono quelle dell'anno scorso, per cui l'esperienza ce l'avranno, ma ce l'avranno forse di più i giocatori che hanno perso quello spareggio. Sicuramente ha lasciato un segno e anche positivo, però la struttura Insomma, è la squadra da battere, esatto, Filippo, è la sì, squadra da sì, battere. assolutamente La squadra sì. da battere in questo girone senza nulla togliere comunque alla San Pio Assolutamente e sì, Città di Augusta. anche se la San Pio so che ha fatto altri acquisti, Sì, ha sì. un organico C'è c'è sempre insomma la possibilità dei playoff, città, no? sì, Città di Augusta, però alla fine io non voglio essere, però credo che alla fine E soprattutto lo Scordia in questo La squadra- momento ha questo Usman in attacco che secondo me è di un'altra anche categoria. al pubblico, il campo Fa tanto, fa tanto. Benissimo, abbiamo quindi chiuso anche la parentesi del campionato di promozione, congediamo Filippo Millaura augurandogli come al solito tanta fortuna, tanto lavoro e sono sicuro che come al solito il lavoro pagherà, perché tu sei uno che lavora sul campo, perché ti ho visto e lo dico sempre, quando uno lavora poi sul campo e non lavora soltanto a parole, poi alla fine i risultati arrivano. Ti Va ringrazio, bene? In bocca grazie al a lupo. te, grazie a tutto il tuo staff e in bocca al lupo sempre per questa trasmissione che è l'unica, credo che diventerà man mano che passa il tempo sempre più importante. Grazie, sempre grazie, più accettiamo i complimenti come al solito sinceri di Filippo Mirauro e salutiamo anche il nostro Carmelo Puglisi perché lascia la postazione tra poco a Luca Loisi perché con lui parleremo di prima categoria. Grazie Carmelo. Grazie a te, una buona serata a tutti. Benissimo, ci dobbiamo fermare, no? Sì, e adesso pochissimi minuti di pubblicità. A fra poco. Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento con i risultati, le classifiche, i commenti, gli ospiti sul calcio dilettantistico siciliano, dal campionato di interregionale sino alla seconda categoria, anche se quest'anno abbiamo fatto un'eccezione con il Siracusa che gioca in terza e abbiamo fatto anche un'eccezione particolare perché ogni settimana proprio sulla parte finale del programma abbiamo una finestra sul calcio di Serie A, sul calcio siciliano del Catania e del Palermo con un brevissimo commento insieme a Dario Giuffrida. In postazione internet adesso ci ha raggiunto Luca Loisi. Buonasera a tutti. Ciao Luca, per parlare chiaramente del campionato di prima categoria, così avremo modo anche di chiacchierare con il direttore del Carlentini Gulizia. Diamo subito i riferimenti prima di dare i contatti, se sei d'accordo? Sì, allora la pagina Facebook Programma Penalty, il sito programmapenalty.it e le nostre mail programmapenalty@gmail.it. Ti ho messo un po' in difficoltà, non avevi la scritta lì, però i riferimenti c'erano, va benissimo. Ok, allora come al solito da qualche settimana per abbreviare e cercare di prendere più gironi possibili di prima categoria, non diamo lettura dei risultati ma diamo comunque la schermata e facciamo subito il commento tecnico insieme a Luca Aloisi. Parliamo subito del girone A, il girone di Trapani. Il girone A che vedeva oggi lo scontro al vertice tra le due capoliste Castellammare e Isola delle Femmine. La partita è stata vinta dai padroni di casa per 1-0, una partita che è stata a lungo in equilibrio, le due squadre su per giù si equivalgono, quindi una vittoria importante che isola il Castellammare in testa alla classifica.
Le due inseguitrici, Borgata Terranova e Favignana, invece non hanno giocato. La partita tra di loro è stata rinviata a causa dell'impraticabilità di campo, come non si è giocata tra Iatina e Donorione a causa dell'assenza dell'arbitro. Vittorie importanti per Paceco, 4-2 su Lampedusa, Bonaggio Sant'Andrea e Fulgatore, mentre lo Sparta Palermo col pareggio per 1-1 con l'Atletico Erice lascia l'ultimo posto in classifica. Bene, questa è quella che state vedendo è la schermata della classifica appunto del girone A delle squadre palermitane e trapanesi. Tra l'altro è una zona che la trasmissione penalty va in onda attraverso Tele 8 nella giornata di lunedì, Tele 8 di Trapani. Passiamo adesso al girone D. Il girone D, parliamo della provincia messinese. Sì, il girone D, anche qui c'era uno scontro al vertice con Ghibellina e Sporting Taormina che hanno pareggiato per 0-0, pareggio che permette allo Sporting Taormina di rimanere in testa alla classifica con un punto di vantaggio. Inoltre le due squadre mantengono invariato il distacco delle inseguitrici perché Santa Teresa e Furci pareggiano per 0-0 nell'altro scontro diretto di giornata. Sale al sesto posto in classifica il Milo che vince 2-1. Vediamo qui il nostro Dario Giuffrida che si scatena. È esaltato, abbiamo anche un tifoso giornalista, ci può anche stare. Il Milo vince 2-1 all'inizio di Sicilia e irrompe prepotentemente nella corsa per un posto playoff. Beh, evidentemente hanno voglia di vincere un altro campionato, o quantomeno tentare di vincerlo. Sì, inizialmente erano partiti con l'obiettivo della salvezza, ma nelle ultime giornate il Milo sta continuando a vincere. È vero. E ora, domenica prossima, ha un'altra partita sulla carta abbordabile che potrebbe fargli scalare ancora posizioni. Proseguiamo, parliamo adesso del girone E del campionato di prima categoria. Sì, il girone E vede il pareggio del Real Aci per 0-0 sull'ostico campo del Valverde, un punto tutto sommato buono per la capolista che si mantiene comunque con imbattuta e vede ridurre il suo vantaggio sull'Atletico Petara a 6 punti. Atletico Petara che doveva giocare a Belpasso in realtà non ha giocato, ha vinto la partita a tavolino perché la Belpassese non si è presentata e pare che non lo farà nemmeno nelle prossime giornate, andando così incontro alla radiazione. In classifica? In classifica, dopo le Real Aci e Atletico Petara, ancora fermo il Lineri Mister Bianco al secondo stop forzato in quanto la Maniacese non è riuscita a raggiungere Mister Bianco a causa del maltempo, mentre vincono e agganciano il Lineri al terzo posto il Gravina 2-0 sul Real Paternoa e il Trecastagni che vince 5-0 con San Giovanni La Punta con un poker del nuovo bomber Cirino Russo che dopo essere stato molto vicino al Città di Augusta invece ha deciso di accasarsi in prima categoria al Trecastagni. Può succedere sì, che magari uno pensa di andare in una squadra e poi alla fine si accorda, no? Perché sono queste le terminologie, si accorda per qualche altra squadra. Proseguiamo adesso il girone F. Il girone F dove la capolista Aquila San Michelese vince e convince 5 reti sul Picanello, un 5-0 che permette di mantenere la vetta della classifica, 3 punti di vantaggio sulla Barrese che batte 3-0 la Sanconitana e scavalca almeno momentaneamente lo Sporting Barriera. Sporting Barriera che non ha giocato a Castel di Iudica a causa del maltempo e viene così agganciato nella Massimiliana che nell'anticipo ha battuto 2-0 la Marca. Subito dietro troviamo l'Atletico Militello 3-2 sul Mirabella e il Carlentini che si impone 1-0 sullo Sporting Catanova. Ecco, direi un attimo di parlare di questo girone, a parte perché c'è il nostro ospite, anche perché abbiamo delle immagini che possono già partire e fare da sottofondo alla nostra chiacchierata con il direttore del Carlentini. La partita in questione è Massimiliana Ramac che ha visto la squadra catanese vincere per 2-0. Nel frattempo, direttore, questo Carlentini all'inizio insomma avete un po' barcollato, poi avete fatto quadrato probabilmente con i giocatori, con la società. Dopo la quarta giornata il mister Sequenzi ha messo tutti in riga e la squadra adesso cammina. Ma era un problema dovuto a cosa? A una stabilità interna? Forse era stata la preparazione che ci aveva tagliato un po' le gambe, sì? Forse anche questi giocatori non erano abituati a fare questi tipi di preparazione. Questo mister invece Sequenzi... Beh, conosciamo Sequenza, insomma, esperienza professionistica. Giocatore di calcio, voi conosco molto bene. Anche giocatore di Serie C, sì, con l'Atletico Leonzo di Proto. E finalmente diciamo che sta sbocciando questa ma squadra. A questo punto però ci sorge spontanea, ma questo girone chi lo dovrebbe vincere? Perché tutti insomma si sono attrezzate le squadre che partecipano per vincerlo, ma chi lo dovrebbe perdere allora? Allora, secondo me la squadra più forte del girone è quella che avete visto voi, è la prima in classifica. È la San Michelese. La San Michelese.
le altre 4 squadre dietro non stanno a guardare. Ovviamente noi eravamo partiti che volevamo arrivare nei primi 5 posti e fino ad ora ci stiamo riuscendo. Certo, certo. Grazie anche all'apporto del nostro pubblico che la domenica ci dà tanto e grazie al top player, come avete detto voi, Michel Sparagnini. Sì, sì, e beh, fa tanto, no? Un top player soprattutto in queste categorie, no? È fondamentale. È fondamentale. Mentre invece nella zona bassa un po' ci sorprende il Picanello, no? Perché da più parti era indicato come una possibile outsider di questo girone e poi alla fine si è un po' smarrita. Dovremmo chiedere a mister Barbagallo cosa è successo nella parte iniziale del campionato. Ma le dico una cosa, noi ci abbiamo giocato domenica, abbiamo incontrato una buona squadra fatta da giovani. Sì, sì. Da giovani che si stanno ambientando bene. Noi abbiamo fatto un pareggio non dovuto, ma alla fine hanno pareggiato e quindi va bene per loro. Però la squadra non lascia desiderare il Picanello. Non lascia desiderare, quindi insomma possono ancora riprendersi. Sì. Possono ambire, non dico nei primi 5 posti, perché certo, penso che ormai sono tagliati fuori, però possono ambire una salvezza molto tranquilla. Perfetto. Luca, chiudiamo questa parte con i commenti dedicati anche con le schermate ai gironi di prima categoria e parliamo del girone F. Sì, il girone F era questo qui del Carlentini, abbiamo appena parlato. Ah, ti chiedo scusa, il girone H. Sì, nel girone H allungano le due capoliste, le due squadre di Ragalmuto, la Libertas 3-0 sulla Siculiana, mentre lo Sporting vince 2-0 a Cattolica Iraglea e così portano a 4 punti di vantaggio sull'Accademia Empedoclina, sconfitta 3-2 a Casteltermini. Torna alla vittoria il Milena 4-0 sul Canicattì, è importante successo anche del Real Unione 2-1 sull'Atletico Caltanissette in una partita che ha visto i locali comunque dominare al di là del punteggio di 2-1. Prossimo turno molto interessante perché oltre alla sfida per il terzo posto tra Accademia Empedoclina e Milena ci sarà proprio il derby di Ragalmuto che vale il primo posto in classifica. Ancora 3 gironi per quanto riguarda il campionato di prima categoria, il girone B ovvero il girone palermitano, il girone C Palermo e Messina e chiuderemo con il girone G il Ragusano. A te. Nel girone B la capolista Ciminna doveva giocare ieri nell'anticipo sul campo dell'Acque Dolcese, partita tra l'altro di cartello perché anche l'Acque Dolcese si trova nelle posizioni alte, la partita è stata rinviata per campo impraticabile. Ciminna che comunque mantiene lo stesso la vetta a causa della sconfitta della Castelbuonese 2-1 a Casteldaccia. Casteldaccia che così scavalca la Castelbuonese e si isola al secondo posto, mentre il Campofelice battendo 1-0 i Rangers aggancia la Castelbuonese al terzo posto. Sono state rinviate anche Mistretta Stefanese e Castellana Villabate, mentre è finita 0-0 Termitana Sant'Agata Militello, invece rotonda vittoria per 4-0 del Bolognetta sull'Atletico Finale. Nel girone C sconfitta interna a sorpresa per la capolista Futura Brolo, 2-0 contro il Pro Falcone e ora in testa c'è anche il Sinagra che battendo 1-0 il Longi sale a quota 26 proprio come la squadra di Brolo. Però c'è la Sant'Angiolese che è a quota 25, non ha potuto giocare sul campo di Oliveri, quindi teoricamente in caso di vittoria nel recupero balzerebbe in testa alla classifica. Si avvicinano alle posizioni di vertice anche l'Iniziativa e l'Aquila Bafia che vincono le loro rispettive gare. Infine nel girone G allunga la capolista Marina di Ragusa che batte 5-2 la Netina e ora ha 4 punti di vantaggio sulla nuova Camarinense bloccata sull'1-1 a Melilli. In terza posizione sale lo Sporting Priolo che torna alla vittoria vincendo 3-1 sul campo del Perscigli e superando il Canicattini che pareggia 1-1 in casa con la Cate. In coda, ultimo in classifica rimane proprio il Perscigli a causa della vittoria per 5-1 dello Sporting Obbea su un Belvedere sempre più in crisi. Voglio ritornare di nuovo a parlare con il direttore generale del Carlentini, Giovanni Gulizia, perché un po' a tutti quando vengono qui chiedo la situazione dal punto di vista diciamo delle strutture. A Carlentini com'è la realtà? State soffrendo? Avete comunque l'amministrazione che vi dà una mano? Avete degli sponsor che agevolano in un certo senso il vostro progetto? Mi fa piacere che lei tocchi questa domanda. Non lo so perché è un problema di tutti, quindi io insomma, voglio farlo proprio perché la struttura lascia può diventare un palco importante. Allora, la struttura lascia un po' a desiderare, come penso tutti i campi che ci sono in zona. Lo so. L'amministrazione ci appoggia in anche se il terreno di gioco è buono. Buono. Là potrebbe piovere per 3 giorni consecutivi. È un terreno perfetto, però la struttura in genere lascia a desiderare. Sì. La struttura, l'amministrazione ce l'abbiamo a favore nostro. Questo è già importante. Ma una cosa che noi dobbiamo dire sono gli sponsor, che grazie a tutte le aziende di Lentini e Carlentini che ci appoggiano, noi stiamo
cercando di poter fare qualcosa di buono. Avete un po' preso gli sponsor della Leonzio, forse che No, avevano un nome blasonato? no, noi abbiamo riconfermato tutti quelli che avevamo l'anno scorso e in più abbiamo aggiunto, ma non gli sponsor che aveva la Leonzio, ma gente vicina a noi. Bene, questo insomma fa sì che insomma possiate in un certo senso avere più tranquillità nel gestire comunque il budget, no? Infatti, se non noi soffrite. No, infatti quest'anno non soffriremo sicuramente, perché questi sponsor ci stanno dando una mano veramente, però è anche vero che come si suol dire il pubblico non paga e quindi nel calcio dilettantistico, però noi facciamo trasferte che sono lontanissime, lei deve pensare che arriviamo a toccare anche Enna. È vero, purtroppo le trasferte poi alla fine incidono nei budget che le società hanno. Perché lei deve pensare che andiamo a Enna, certo. Sancono, Mirabella in Baccheri. E non vi spostate insomma in 4, ma vi spostate almeno in 20-25. No, ci spostiamo in 30. Quindi giustamente posso immaginare sotto questo punto di vista, ma credo però che la volontà e l'entusiasmo che in questo momento c'è a Carlentini, guardi, ci possono essere noi siamo una società giovane, abbiamo preso l'anno scorso questa squadra, in seconda categoria abbiamo volato, abbiamo vinto il campionato con 5 giornate di anticipo. Quest'anno, sulla falsariga dell'anno scorso, diciamo che ci siamo messi bene e questa società mira in alto sicuramente. Mira in alto. Magari non ci riusciremo quest'anno, però siamo lì. Siamo lì, perfetto, e sono contento. Chiudiamo quindi questo spazio dedicato al campionato di prima categoria e saluto Luca Luisi. Tra poco in postazione internet ci sarà Dario Giuffrida, parleremo di seconda categoria, un breve flash anche sul Siracusa Calcio. Il nostro ospite rimane perché con noi chiuderà la puntata anche con noi la nostra Giada. Ci fermiamo perché abbiamo la pubblicità. A tra poco. Salutiamo in postazione internet Dario Giuffrida, pronto, rampante anche lui, senza nessuna operazione al menisco. Oggi contento più che mai. Sono felice. Oggi è contento perché il Milan insomma si sta comportando molto bene. Sapete tutti che noi di penalty abbiamo un occhio di riguardo, non lo dovremmo avere, però per l'occasione, dato che lui è nella redazione, noi chiudiamo un occhio e siamo contenti perché lui insomma quando vince il Milan ha un entusiasmo assolutamente diverso dal solito. Benissimo, allora andiamo subito a parlare del campionato di seconda categoria. Abbiamo i 4 gironi veloci da presentare. Girone A di Trapani. Esatto, girone A di Trapani, stavolta lo stop alla Lazio Roma lo impone il meteo perché la partita è stata sospesa, ma dietro l'Atletico Trinacre, che è la prima delle inseguitrici, sta facendo veramente di tutto per non creare problemi alla capolista. È andata a perdere sul campo dello Juvenilia, che è una delle squadre che lottano in basso nella classifica per evitare la zona play-out. Bene anche la Mondelliana che sta recuperando, così come la Pallavicino. La Mondelliana ha potuto beneficiare anche del recupero infrasettimanale. Adesso il girone F, il girone messinese, che è un girone anche importante perché come al solito insomma, la zona di Messina sta regalando a tutti gli sportivi che amano il calcio grandissime soddisfazioni. Esatto, e tante emozioni pure, lo vediamo nella classifica perché il Calatabbiano non è più la locomotiva di inizio stagione, adesso è andato a perdere lo scontro diretto contro lo Sporting Club Giardini, ha regalato appunto ai rivali di giornata la vetta della classifica, quindi Sporting Club a 22 a inseguire il Calatabbiano, che però ha anche il resto dei problemi che derivano dalle altre inseguitrici, perché il Letojanni e anche il Sant'Alessio si sono fatti sotto e adesso sono appaiati appunto agli etnei in classifica al secondo posto a 19 punti. Bene anche lo Zafferia che vince 6-2 e che fa un grosso balzo in classifica andando a margine alla zona playoff. È una giornata con tanti rinvii, anche il girone F, il girone del Messinese ne ha un paio, Contessa e Sparaganoa è stata rinviata, così come Usclo Pace e Peloro Annunziata, sempre per maltempo. Proseguiamo perché adesso dobbiamo parlare del girone H. Girone G. Girone G, girone del Catanese, girone dell'Aci Bonaccorsi e del Tre Mestieri, che sono a distanza 3 punti l'una dall'altra. E come sempre all'Aci Bonaccorsi risponde sempre la squadra del presidente Laudani, entrambe vittoriose quest'oggi, e la vittoria del Tre Mestieri è stata ancora più succosa perché ottenuta fuori casa sul campo del Canalicchio con ben 4 reti, e si avvicina alla coppia di testa anche la Russo Sebastiano, che è una delle squadre che ha usufruito del turno di recupero infrasettimanale, aveva battuto fuori casa la Libertas Cerami e adesso si porta a -3 dalla seconda piazza. Anche qui ci sono un paio di gare rinviate: Sant'Alfio, Libertas Cerami, Santa Domenica di Vittoria anche l'Unione San Teodoro Cesarò. Prossimo girone? Prossimo girone è il girone H.
dove purtroppo ci troviamo a commentare non solo fatti di classifica. Io comincio da questi. La novità è che l'Atletico Librino ha perso il derby contro il D'Agata e quindi ha regalato la vetta solitaria all'NBI Mister Bianco, e questo è il primo break stagionale per quanto riguarda questo girone, e vedremo se la squadra di Mister Bianco sarà in grado di approfittarne. Oltre al D'Agata ne approfitta anche il Floridia, che vince il derby cittadino con il Florenzia 2-0. Purtroppo però dobbiamo anche raccontarvi di una gara sospesa a quasi metà del secondo tempo, perché Sortino FC Motta, la squadra di Motta Sant'Anastasia, è finita sullo 2-2, però è stata sospesa intorno al 60° perché ci sono stati dei tafferugli anche in campo che hanno coinvolto l'arbitro. Quindi il risultato per adesso è tutto da vedere, perché l'arbitro dovrà decidere. Categoria. Chi arbitra viene lì anche per divertirsi, evitiamo cortesemente tutto questo. Direttore, penso che anche lei è d'accordo, cioè è impensabile che in un campionato di puro dilettantismo possa succedere una cosa di questo genere. Intanto succedono. Le domeniche gli arbitri sono buttati in mano a nessuno. Assolutamente, questo è perché lei però dovrebbero anche le società, i giocatori, infatti, noi cerchiamo di aiutarli, però sa, lui è in mano a 30 persone in campo e si figuri quello che potrebbe succedere. È vero. Abbiamo l'ultimo girone del campionato di seconda categoria, giusto? Esatto. Girone L, se non sbaglio. Girone L, velocemente, è uno dei gironi più danneggiati dal maltempo, perché su 6 partite 3 sono state sospese e rinviate. Vi segnaliamo lo 0-6 della Ioppolo contro il Nuova Villa Seta, quindi Ioppolo che riguadagna la vetta alla classifica, ma è anche vero che il Milocca non ha potuto rispondere in quanto è una delle protagoniste di questo campionato stoppate dal maltempo. In risalita anche il Comunità Frontiera, che segnaliamo per un altro 6-0 sempre esterno, e che adesso si riporta all'inseguimento della vetta della classifica, è a -3 dalla prima posizione, a -1 dalla seconda, ma ricordiamo che appunto la seconda, ossia il Milocca, ha da recuperare una gara. Abbiamo chiuso quindi il tabellino dedicato ad alcuni gironi importanti del campionato di seconda categoria, e adesso i soliti 60 secondi li dedichiamo in chiusura al Siracusa. Ti stavi per dimenticare il Siracusa? No, assolutamente. Poi insomma qui oggi abbiamo un esponente della provincia siracusana, mi sembra proprio il caso. Allora, velocemente, giornata importante perché il Siracusa è alla prima non vittoria del suo campionato, ha pareggiato in casa tra l'altro con il Portopalo. Siracusa, che era partito benissimo in vantaggio già al quarto minuto, ha sfiorato il doppio vantaggio per ben 3 volte nel corso del primo tempo, ha cercato anche di come dire, incrementare durante il secondo tempo, e poi legge del calcio vuole che quando non si chiude una partita è probabile che gli avversari reagiscano, e all'80° contropiede del Portopalo è 1-1 casalingo che fa molto male. Adesso, prossima settimana, confronto con il Sicilia Nostra, capolista insieme a Real Belvedere. Perfetto, e a questo spunto veramente abbiamo chiuso con le classifiche, i risultati, i commenti. È giunto il momento di salutare il nostro ospite Giovanni Pulizia, il direttore generale del Carlentini, campionato di prima categoria. Hanno detto che si sono riorganizzati, il comune, l'amministrazione è molto vicina, hanno degli sponsor, in poche parole hanno un progetto e speriamo che vada in porto, perché credo che c'è molta volontà. Sì, abbiamo la voglia. Avete la voglia. Questa è quella che non ci manca. Di andare anche a far vivere alla vostra provincia di Lentini e Carlentini una nuova realtà calcistica. Perché ci stiamo mettendo tutti i mesi ci stiamo mettendo. La scomparsa della Rose è stata un trauma. Una brutta cosa, anche se penso che poi alla fine dalle ceneri poi si rinasce, forse, chissà, si spera. Insomma, io sono molto dubbioso, soprattutto per Lentini. Grazie, un in bocca al lupo e buon grazie lavoro. a voi, grazie di avermi invitato. Intanto vi anticipo gli auguri. Noi vi seguiamo moltissimo, vi anticipo gli auguri di un buon Natale e felici anni. Le cambiamo tantissimo. E saluto anche Giada, che è stata come al solito presente nella parte finale di penalty. Un saluto a te Ettore, un bacione a tutti voi, buon proseguimento di serata. Io invece non vi devo salutare con Dario, perché lo farò tra pochissimo, dopo la consueta finestra dedicata al calcio vero, al calcio siciliano, al calcio del Catania e del Palermo. A tra pochissimo. Il calcio di Serie A, il calcio del Catania e il calcio del Palermo. Oggi bella vittoria a Siena per la squadra di Maranna, mentre invece la squadra del Palermo, pazienza, ha perso contro una Juventus
che dalle immagini che tra poco andremo a vedere è stata l'assoluta padrona del campo. Esatto, oggi andiamo a commentare queste due vittorie in trasferta. Purtroppo per la Sicilia si tratta di una vittoria e una sconfitta. Io Partiamo subito dal Palermo? Partiamo dal Palermo. Partiamo dal Palermo, sì. Perché l'1-0 effettivamente non racconta tutta la realtà di questa squadra, della partita del Palermo, della partita anche della Juventus, una Juve che ha dominato in lungo e in largo e che non ha sfruttato tante delle occasioni create con i propri giocatori. Tra l'altro una Juve molto reattiva, incattivita, ma nel senso buono del termine. C'era il ritorno di Conte, no? C'era il ritorno di Conte che sicuramente avrà influito, anzi complimenti alla Juve per avere giostrato questi 4 mesi senza la sua guida in panchina. Sì. E è stato un Palermo che comunque si è difeso bene, non ha fatto una partita disastrosa. Tra l'altro un tempaccio a Palermo, sottolineiamolo. Un tempaccio a Palermo, tra l'altro nella ripresa anche grandinato, sì, quindi bene per i giocatori non essere in campo, per gli spettatori un po' meno. È vero. Dicevamo il Palermo si è anche difeso bene, però contro la Juve non c'è stato veramente nulla da fare, paga soprattutto l'inconsistenza davanti nella zona d'attacco della squadra, la squadra rosanero, la squadra dei Gasperini. Questo è il gol. Questo è il gol che bellissimo. Vediamo di Lichtsteiner, passaggio di Vucinic. Su tacco di Vucinic, una settimana importante per l'esterno svizzero della Juve perché aveva anche favorito l'autogol dello Shakhtar Donetsk in Champions League, quindi adesso il gol decisivo in campionato. E Palermo che ha provato, diciamo, a opporsi poi alla Juventus anche in 10 per l'espulsione di Morganella. Palermo che aveva impostato una gara prettamente difensiva, andando a mettere anche un difensore che andava a recuperare palloni insieme al centrocampo. Purtroppo però paga il ritmo più alto della Juve, della Juventus, appunto la gamba, ma anche la psicologia in questo momento, la testa. Però è anche vero che come al solito, insomma, non sono queste le partite che comunque fanno punteggio per il Palermo, no? Il Palermo deve comunque cercare di fare punti soprattutto con le dirette inseguitrici e con le squadre con cui si dovrà poi confrontare per non retrocedere. Ovviamente non è la Juventus l'avversario del Palermo, parliamo di una classifica che vede i rosanero in zona retrocessione, quindi i punti li dovrà fare con altre avversarie. Però c'è da dire che questa prestazione non è affatto disdicevole, non è una prestazione... È un momento positivo comunque deprimente del Palermo, è un momento positivo, una squadra ben messa in campo. Anche se la sconfitta con l'Inter, volendo, è stata insomma anche quella molto casuale. Molto casuale. E passiamo subito in chiusura anche alle belle immagini di Siena, perché il Catania con una straordinaria ripresa ha tramortito il Siena, che all'inizio, nei primi 10 minuti, aveva fatto sentire insomma una presenza costante nella zona difensiva del Catania. Il Catania ha subito il gol di Rosina. Sì, lo stiamo vedendo proprio nell'avvio. Tra l'altro una vittoria importantissima, si torna a vincere dopo mesi e mesi. Questa è la 21esima vittoria del Catania. L'ultima volta si è vinto proprio a Siena lo scorso anno. Esatto, è un campo fortunato evidentemente. Catania che veniva da prestazioni discutibili anche col Cittadella in Coppa Italia. La reazione è stata importante anche perché la squadra mancava di gente come Isco, Biaggianti e Barrientos. C'era anche Spolli che insomma doveva un attimino tappare. E Biaggianti che continua ancora a essere esatto, quindi una ripresa importante perché la squadra è entrata in campo letteralmente trasformata e con la continuità è riuscita a essere costantemente presente nella zona d'attacco e alla fine i gol sono arrivati. Io penso a un cazziatone di Maran negli spogliatoi, diciamolo pure. La reazione il Catania, il gol di Castro, diciamolo tutto, il Catania non aveva demeritato nella prima parte di gara, ma nel secondo tempo è stata una squadra trasformata ulteriormente. È vero. È ancora più veloce, ancora più cattiva, sottratutto con Lodi che ha giostrato benissimo questo le azioni d'attacco. Di Berghessio, molto bello il gol, freddezza sotto porta di per chi avesse Ettore, per chi avesse ancora dei dubbi, il Catania è una squadra costruita attorno a Berghessio, non attorno ai vari Gomez, Almiron, Lodi, ma la presenza di Berghessio, questo è il terzo gol, ha fatto sì che secondo me in questo momento non possiamo fare a meno dell'attaccante argentino. Esatto, ha un modo di giocare, di sacrificarsi, ma anche di saper arrivare poi davanti alla porta avversaria che in questo momento nessuno degli altri avanti del Catania ha. E adesso per quanto riguarda la squadra rossazzurra si va a Parma a giocare gli ottavi di Coppa Italia al Tardini, sfida secca, poi arriva la Sampdoria dell'ex Maxi Lopez.
Entrambe le partite direi abbordabili. Forse un po' la trasferta di Torino è una trasferta importante, però poi si ritorna in casa col Pescara e poi ci sarà anche la prima di ritorno con la Roma. Insomma, potrebbe essere un calendario positivo. Diciamo che potrebbe essere positivo, ma il Catania deve dimostrare di saper fare punti come oggi contro le piccole. Benissimo, abbiamo chiuso anche questa parentesi consueta nella parte finale di penalty dedicata al calcio importante, al calcio vero, al calcio di Serie A, al calcio del Catania e del Palermo. Chiudiamo qui la puntata della nostra trasmissione sportiva penalty. Ringrazio Dario Giuffrida e noi ci vedremo chiaramente la prossima settimana, stessa ora in diretta alle 19 su Sesta Rete di Catania. Arrivederci.